Una gestione della cosa pubblica trasparente e capace di coinvolgere il cittadino, che potrà così partecipare direttamente alle scelte e alle soluzioni da prendere. È questo l'obiettivo del progetto informatico denominato e-Democracy, avviato in collaborazione tra Giunta, Consiglio regionale e Provincia di Rovigo. Il progetto consiste in 4 portali dedicati ad altrettanti temi: fondi europei, politiche sociali, programma regionale di sviluppo, in sigla PRS, e piano territoriale regionale di coordinamento, PTRC. Questi ultimi 2 gestiti dalle strutture del Consiglio regionale. Nel presentare l'iniziativa, il presidente del Consiglio Marino Finozzi, gli assessori Fabio Gava e Isi Coppola e il vicepresidente della provincia di Rovigo Sandro Spinello hanno sottolineato l'importanza di questo strumento che apre la politica regionale ai cittadini. Ricordiamo che il PRS e il PTRC, che sono questi 2 strumenti di programmazione del nostro territorio e del nostro sviluppo economico, sono a disposizione di tutti, quindi attraverso questa possibilità di interferire con le scelte della politica credo anche il cittadino si senta in qualche modo partecipe del proprio futuro. Per interagire su questi temi è sufficiente collegarsi al sito internet del Consiglio regionale cliccando alla voce Terzo Veneto, dove si potranno trovare anche informazioni relative al progetto e-Democracy nel suo complesso.